Intanto grazie dell'invito, bellissimo il tema della Costituzione. Ricordavo prima Domenico ed Andrea che quando ormai 16 anni fa con Marco Travaglio, Peter Gomez e altri creiamo il Fatto Quotidiano, il primo editoriale, poiché la domanda era quale sarà la linea politica del nuovo giornale, io scrissi un editoriale dicendo la nostra linea politica sarà unicamente la Costituzione della Repubblica Italiana, la difesa dei principi costituzionali e non ci muoveremo da questa linea, da questo obiettivo. Noi non siamo un giornale assolutamente indipendente, non sono venuto qui a fare lo spot, ma per dire che quando ho ricevuto l'invito dell'associazione ho immediatamente detto sì, perché i temi che voi affrontate in questi convegni sono temi che ci riguardano da vicino e che abbiamo sempre e che fanno parte della sostanza del nostro lavoro. Quindi grazie dell'invito ancora e grazie a Domenico con cui adesso faremo due chiacchiere. Io avrei una richiesta da farvi. Mi posso togliere la giacca visto che è arrivato? Grazie. Facciamo così, siamo partiti dalla Costituzione e restiamo sulla Costituzione perché domani è il 2 giugno tra l'altro e quindi è un tema di attualità che incrocia moltissimo l'attualità, quindi i scenari di guerra, i venti di guerra e la Costituzione, soprattutto l'articolo 11. Assolutamente. L'Italia che ripudia la guerra. Beh, insomma, siamo nel cuore del problema, no? Noi siamo oggi alla vigilia della festa del 2 giugno, siamo da 3 anni come alle prese, ma non soltanto come governo della Repubblica, ma come cittadini, come persone che assistono sgomente a quello che sta succedendo nel mondo, quindi la guerra in Ucraina e quindi quello che sta succedendo a Gaza, in questa strage infinita. All'inizio ho visto gli amici di Medici Senza Frontiere che sono veramente gli eroi di questo momento, del nostro mondo, perché bisogna avere un grande coraggio, una grande dedizione, e un grande cuore per muoversi come si muovono loro in aiuto di chi soffre. Sono tante le persone che soffrono. Allora arriviamo a questo articolo 11. Questo articolo 11 è un articolo che ovviamente io nelle brevissime note che ho mandato all'associazione per dare un po' di indicazioni su quello di cui volevo parlare, anche è un articolo che fu esaminato dalla Costituente nel momento in cui l'Italia usciva in macerie da una guerra disastrosa e quindi è chiaro che lo spirito dei costituenti era quello di cercare ecco, era condensato in una frase: mai più, il mai più. Un paese che aveva aderito alla guerra entusiasticamente veramente si resta impressionati. Domenico, insomma, sarà capitato anche a te vedere le adunate oceaniche in piazza Venezia quando il Duce annunciava o consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e Inghilterra, questa ovazione immensa di un paese che si stava suicidando con le sue mani. Perché? Perché spesso la demagogia, si usa un'espressione tipo i cervelli all'ammasso, per un'espressione molto pedestre, ma insomma il non ragionare e semplicemente il farsi trascinare da un malinteso patriottismo, ripeto, che veniva instillato da questa dittatura insensata, fecero ritenere al popolo italiano che la soluzione dei nostri problemi fosse la guerra. Ecco, l'Italia che nasce dalle rovine della guerra e che
conquista la sua libertà, è un'Italia che dice no alla guerra, attenzione, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Questo è il pilastro di questo articolo 11. D'altra parte poi dice, allora chi fa polemica sulla guerra, sul nostro aiuto all'Ucraina dice allora come mai, come si concilia questo articolo 11 con l'aiuto? Perché? Perché ovviamente noi abbiamo aderito al Patto Atlantico, c'è un articolo 51 delle Nazioni Unite che dice che bisogna dare una mano ai paesi che vengono aggrediti, insomma ci sono tante variabili che poi la politica del momento decide di cavalcare. Ecco, non dimentichiamoci però che il pilastro di questo articolo 11 è la parola ripudia, che è un'espressione straordinaria, ripudia. Ecco, noi dovremmo premere sui nostri governanti di qualunque governo perché l'espressione ripudia diventasse di nuovo centrale, e soprattutto nel momento in cui la guerra è diventata non più una guerra di eserciti, ma una guerra che si accanisce contro i civili, contro i più deboli, contro le donne, contro i bambini. Gaza ne è un'espressione, ma anche i bombardamenti in Ucraina. Quindi ripudiamo questo strumento, come del resto ci invita a fare, ci ha invitato a fare Papa Francesco e ci invita a fare Papa Leone. Ecco, la Chiesa da questo punto di vista è un pilastro. Già che ci sono, quindi sì. Il tuo parere su questo riarmo europeo, sul fatto che noi stiamo aumentando dallo 0,5? È una follia questo riarmo europeo, anche perché è un modo per distogliere delle risorse che erano state destinate a creare benessere, a creare ricchezza, a intervenire laddove lo Stato è debole, la sanità, la scuola, e tutte queste risorse vengono spostate, 800 miliardi, adesso non so bene poi come verranno spesi, vengono spostate per un riarmo, chi sono i beneficiari di questo riarmo? Appunto non sono gli ospedali, non sono le persone come noi, le persone che vogliono vivere in società dove ci sia anche uno stato sociale presente, e sono l'industria delle armi, perché non è retorica, ma l'industria delle armi oggi è l'industria più potente, più ricca, più prospera che esista. E io ricordo la frase che ebbe proprio Papa Francesco quando, a proposito di questo riarmo, lui denunciava spesso i mercanti di cannoni e disse è pura follia dare soldi a costoro. Se posso, durante la pandemia l'industria delle armi fu quella che ebbe maggiori franchigie nelle chiusure nei turni, cioè continuava la produzione a pieno ritmo. Ma certamente, noi vediamo che chiediamoci quanto per esempio l'industria delle armi è protagonista indiretta, nascosta delle elezioni politiche. Insomma, adesso Donald Trump è un personaggio che si è giocato molto dei finanziamenti dell'industria delle armi, e io vorrei capire bene in Europa, a livello a Bruxelles, quanto la lobby delle armi ha influenzato questa assurda proposta della von der Leyen. Quindi ci sono tanti temi che si nascondono. Abbiamo un ministro che è un po' mano in pasta con le armi. Questo ministro Crosetto è un personaggio abbastanza interessante, perché quando si cominciò a parlare di lui come ministro della difesa, essendo lui un lobbista delle armi, disse, sarebbe veramente imbarazzante se un personaggio come sono io, che si occupa dell'industria delle armi, perché lui presiede un'associazione che riunisce
gli armaioli italiani, diventassi ministro della difesa. Qualche giorno dopo tranquillamente diventò ministro della difesa, contraddicendo se stesso. Ma è evidente che un signore che ha vissuto, ma legittimamente, a capo, al vertice di industrie di questo genere, oggi come ministro della difesa non credo che danneggerà il mondo da cui proviene, non credo proprio. Facciamo un salto avanti, andiamo al tuo libro. Bene. È giusto parlarne. È un titolo, se vogliamo, provocatorio: Antifascisti immaginari. L'antifascismo è un valore sicuramente, del quale forse tu dici si sta abusando. Ma guarda, questo libro nasce, lo scrivo ovviamente nelle prime pagine, durante una visita al Museo della Liberazione di Via Tasso a Roma. Il museo di Via Tasso è stato impiantato in una palazzina che dopo l'8 settembre fu requisita dai nazisti ed divenne il luogo dell'orrore, della tortura, di questi aguzzini che con i loro compari fascisti rastrellavano e torturavano e poi spedivano alle fosse ardeatine tutti coloro che erano sospettati di far parte invece dei movimenti di liberazione. E io racconto di come della visita a questa cella che per 2 mesi, dove fu tenuto prigioniero il colonnello Giuseppe Montezemolo, che ha una storia molto particolare, molto interessante, perché era stato monarchico fascista, poi si rende conto che il fascismo sta portando l'Italia alla catastrofe e diventa un membro attivo della resistenza e in collegamento con le forze anglo-americane che risalivano la penisola. Tanto fu il suo contributo che c'è una targa che all'ingresso della cella dove era detenuto firmata dal generale Alexander, che era il capo delle forze alleate e che riconosceva a Montezemolo di essere stato un riferimento indispensabile per l'avanzata e la vittoria degli americani. Ecco, partendo da queste figure, dalla Camera delle Torture, dove ancora sulle mura ci sono le iscrizioni di coloro che prima di andare incontro al loro atroce destino scrivevano sul muro dei messaggi ai propri cari e dei messaggi struggenti. Ecco, partendo da questo simbolo della nostra storia, del nostro riscatto, della nostra liberazione, io non sono uno storico, io sono un giornalista, come lo è Domenico, che guarda i fatti del giorno, dell'attualità. Ho detto, ma questa storia che cosa ha a che fare con chi usa l'antifascismo, soprattutto nelle trasmissioni televisive, come arma, secondo me, spuntata per attaccare il governo Meloni della destra? Ora, intendiamoci, insomma, io faccio parte di un giornale che è nettamente all'opposizione di questo governo e ogni giorno non fa che criticarlo in tutti i modi. Però se passiamo dalla critica per la mancanza di misure economiche, perché la sanità non funziona, per tutte le cose che sappiamo e che proviamo sulla nostra pelle, e se invece trasferiamo questa critica al fatto ma sono fascisti, vengono dal fascismo, uno degli argomenti più devo dire anche più stucchevoli che viene usato è la famosa storia del busto di Ignazio La Russa, il busto di Mussolini di Ignazio La Russa. Ma scusate l'espressione un po' romanesca, ma chi se ne frega, alla fine Ignazio La Russa è quello che è, giudichiamolo per come si sta comportando. Io quando penso a Ignazio La Russa, per esempio, auguro a Sergio Mattarella 100 anni di salute, perché viva Dio, avesse un raffreddore Sergio Mattarella, ci toccherebbe avere come successore Ignazio La Russa. Ecco, parliamo delle figure, parliamo delle storie personali, parliamo delle fesserie che spesso questi signori dicono, ma non sviamo il discorso per farci belli sulla marcia su Roma
su una nuova marcia su Roma o sull'olio di Ricci nel manganello. Quindi questa, tra virgolette, fissazione sull'antifascismo può essere una via di fuga perché non hai altri argomenti? Ma lo è assolutamente, lo hai detto in maniera sintetica e perfetta, lo è quando tu non hai altri argomenti, non sei preparato e non riesci a tenere la polemica a livello dei motivi per cui chi vuole si deve opporre a questo governo. È un modo anche, come dire, che fa un po' spettacolare, no? di immaginare che ci sia un pericolo autoritario, meglio, autoritario sì, poi magari ne parliamo, ma cioè ci sia un fascismo storico pronto a ritornare, ma questo è veramente una stupidaggine che ci porta da un'altra parte rispetto ai problemi reali. Però resta il fatto che in questo momento non solo in Europa ma nel mondo c'è un vento di destra, attenzione, con diverse sfaccettature, perché non so, l'AfD non è Le Pen non è Trump non è la Lega, quindi c'è un agglomerato, diciamo un arcobaleno di destra, sì, che però sta influenzando gli stati e anche la politica internazionale. Ma non c'è dubbio, noi dobbiamo intanto interrogarci sul perché questa avanzata della destra in Europa. La Le Pen non è da oggi, il lepenismo non è da oggi che è all'offensiva in Francia, e Alternative for Deutschland, il partito filonazista in Germania, cresce nei sondaggi. Ecco, ho preso nell'ex Germania dell'Est, tra l'altro, no? Esattamente, tra l'altro è il primo partito della Germania dell'Est. Per quale motivo queste destre avanzano? Perché c'è un problema legato all'immigrazione non controllata che viene sentito e subito in Francia, certamente, soprattutto dopo gli attentati della Jihad di qualche anno fa, no? E in Germania lo stesso, cioè c'è questa pressione che in Germania viene sentita, e poi ci sono stati gli attentati da parte di questi terroristi islamici, spesso anche delle persone fuori di testa. Però è evidente che quando in una cittadina della Germania dell'Est o dell'Ovest un'auto travolge 20 persone in un mercatino, ne ammazza la metà, e tutto questo è un elemento che fa pensare al cittadino che magari così in un momento di smarrimento, forse se arrivano loro tutto questo verrà impedito. Non dimentichiamo che la lotta contro l'immigrazione clandestina è uno dei pilastri della politica trumpiana. Trump ha vinto le elezioni soprattutto promettendo il muro con il Messico, no? E dicendo, vedete, che non entrerà più nessuno clandestinamente. Allora, il tema dell'immigrazione clandestina va affrontato in termini democratici e non sotto la spinta di isterismi o peggio attraverso un uso di questi problemi per fare altre, per cercare di ottenere altro. Però i partiti che sono stati al potere, chiamiamoli di centrosinistra, riformisti, qualcosa si devono chiedere. In America, per esempio, prima Biden, poi Kamala Harris, probabilmente hanno sbagliato la campagna elettorale non comprendendo che quello è il tema centrale, insieme a temi secondari, il tema del come contrastare l'immigrazione. Poi potremmo chiederci, no? Bene, male, come, però di fronte al tuo giusto interrogativo io dico, attenzione, che se non si comprende che questo è il problema, soprattutto nei paesi dell'est, per poco in Romania non è arrivato un presidente, appunto, sono tutti paesi che sentono il peso di questa pressione e che pensano di rispondere a questa pressione votando la destra. Un'altra cosa che noto, no? L'Europa cerca di far quadrato contro questo vento di destra, no? Ma la fa in maniera molto scomposta, a mio avviso, perché
attacca le autocrazie, questi governi forti, con una riduzione delle proprie libertà. Ci sono tre entrate a gamba tesa che a me hanno preoccupato un po', e sono quella sulla Le Pen, il famoso processo, quello delle elezioni in Romania e quello anche sul dossier dell'AfD, che sono interventi, diciamo, di carattere poco liberal, poco europeo, e questo dimostra che non ha ancora gli anticorpi per fare in modo che una lotta a questo vento di destra sia fatta non in maniera difensiva o aggressiva come sta avvenendo, o con la riduzione delle libertà civili, perché secondo me quello in Romania e quello sull'AfD, che sono Le Pen, sono risposte non molto democratiche a mio avviso. Ma è sicuramente così. Sono dei tentativi di ostacolare l'avanzata di questi partiti, che avviene sulla base di un consenso, potremmo essere in disaccordo, ma insomma viviamo in paesi dove il suffragio universale è il pilastro delle democrazie. Ecco, che pensano di ostacolare questa avanzata con provvedimenti che potranno anche essere giustificati dal punto di vista giudiziario. Vedi il caso della Le Pen. No, togli però il diritto di però tu dai la sensazione che, non potendo contrastare questi movimenti di destra con le armi del consenso, anzi perdendo le elezioni, trovi vie traverse per metterli alle corde, e non fai altro che esasperare questa rivalsa. il serbatoio di voti. Assolutamente. E quindi la democrazia e i partiti che si ispirano invece a altri valori devono riscoprire questi valori. È uscito un libro che si chiama, di una filosofa americana, che si chiama La sinistra non è woke. Woke è un termine che definisce tutto ciò che esaspera la difesa dei diritti civili, e che esaspera delle battaglie che sono importanti ma marginali, dice questa Neymar, rispetto ai pilastri della sinistra, che erano la giustizia, il perseguimento della giustizia sociale, l'universalismo e la difesa delle classi meno abbienti. Allora, se tu sposti il centro di gravità dei problemi da questi che sono sempre stati i pilastri, tra l'altro abbandonandoli alla destra, perché oggi sappiamo, soprattutto al nord, non lontano da qui, che la destra è riuscita a occupare il terreno che riguardava il mondo del lavoro, spesso il mondo del lavoro che apparteneva alla sinistra. Ecco, se tu sposti il baricentro della tua politica dai temi tradizionali e punti soltanto sull'esasperazione delle ingiustizie riguardo ai diritti civili, anche dell'antifascismo immaginario. Ecco, poi ci arriviamo alla cultura cancellata, cancel culture, che si abbattono le statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti perché era un colonialista, o addirittura appunto si fa il tifo per gli antifa, quindi un antifascismo generico che colpisce qua e là. Tu perdi di vista, parlo della sinistra, il tuo baricentro elettorale e dai spazio alla destra. Quindi io credo che la sinistra, se vuole recuperare consensi, debba puntare più di nuovo sul recupero di certi temi sociali. Il referendum sul lavoro con cui voteremo tra qualche giorno è un esempio, un modello con i rischi legati alla conquista del quorum, che è molto alto. Però c'è anche un altro problema, che uno dei motori della democrazia, che era l'America, adesso ha preso un crinale un po' strano. Trump, che invoca la libertà a ogni piè sospinto, è quello che aveva tentato il golpe, perché di golpe si tratta a Capitol Hill, e nel frattempo mette in galera chi protesta perché va in piazza con la Palestina.
c'è un'evoluzione sicuramente Ma non c'è dubbio, E quanto può incidere poi questo sul vento globale, mondiale? Sì, quella di Trump è una presidenza vendicativa, innanzitutto. Lui ha preso è diventato presidente degli Stati Uniti e l'aveva già detto in campagna elettorale, dicendo che si sarebbe vendicato contro tutti coloro che gli avevano remato contro e che gli avevano impedito attraverso i brogli, dice lui, di rinnovare la sua presidenza, cosa che avvenne con la sconfitta che ebbe rispetto a Biden. E oggi lui assistiamo a questo a tutti i livelli, in tutti i settori vitali dello Stato, vengono cacciati tutti coloro che in qualche modo sono sospettati di non essere a sua disposizione o di essere stati suoi avversari, sostituiti da personaggi che spesso non hanno neanche la competenza necessaria. Quando pensiamo che al Pentagono piuttosto che all'FBI abbiamo personaggi che hanno conquistato la loro popolarità conducendo dei talk show televisivi delle reti della Fox, che è la rete repubblicana, trumpiana, perché lui ha bisogno di servitori fedeli e mette in gangli fondamentali dello Stato questi personaggi. Guardate, noi abbiamo avuto un esempio di come questa politica sia una politica vendicativa e anche mediocre con l'uscita di Elon Musk. L'altro giorno, vi ricordate il giorno in cui Trump fu eletto, Musk si presentava, saltava, era tutto eccitato, era molto fatto, sì, anche strafatto. Il New York Times oggi rivela che insomma lui fa un uso piuttosto eccessivo della chetamina e anche di altre sostanze, e si presentò con la motosega come aveva fatto Milei in Argentina, un altro personaggio di questi, dicendo adesso faremo i conti con tutte le spese. In realtà voleva tagliare la spesa sociale, ci penso io, e in realtà ha capito che non era possibile intervenire come avrebbe voluto, anche perché le resistenze dell'apparato sono delle resistenze che preoccupano Trump. Trump non è stupido, sembra matto, insomma è un personaggio da studiare anche dal punto di vista psichiatrico, però non è stupido e quindi ha capito che un Musk che taglia a destra e a sinistra finisce magari per tagliare consenso all'elettorato che lo vota. Manda a casa gli operai. Manda a casa gli operai, manda a casa anche nella pubblica amministrazione. Non sono provvedimenti, questi di cacciare la gente, non sono provvedimenti indolori, perché caccerai anche chi vota democratico, ma anche chi vota repubblicano. Ora Trump di questo si è reso conto, gli ha detto calma ragazzo, e Musk ha deciso anche perché poi questa sua vicinanza a Trump come imprenditore è stata deleteria, nel senso che lui, il grande genio della Tesla, la Tesla sta andando malissimo perché la gente meno 50%, perché è chiaro che è diventato un simbolo politico comprare la Tesla, acquistare la Tesla, e quindi abbiamo avuto anche in Italia qualche personaggio della politica che aveva comprato la Tesla perché era una macchina ecologica eccetera, e che per ragioni politiche è stato costretto a venderla. Cosa chiederti? Me la sono notata ieri sera perché ed è collegata alla prima. La prima domanda è l'episodio trumpiano in Groenlandia, no? Questa toccata da neocolonialisti che tratta la Groenlandia come gli americani fecero con i nativi. E poi c'è una cosa che mi ha messo un po' di tubanza. Zuckerberg un paio di settimane fa ha simulato un piano con dei collaboratori. Zuckerberg, sapete chi è, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Un piano di simulazione di uno state building, no? Da applicare a un paese pilota, e aveva fatto anche il nome del Portogallo. Cioè qua si sta facendo il risico mondiale,
inventiamo uno Stato noi, come vogliamo noi, con le nostre istituzioni, con i nostri organismi, con la nostra leggibilità, collegandolo a questa cosa della Groenlandia, la prepotenza, c'è da rimanere un po' inquieti però. Sì, allora, diciamo subito questo, che Donald Trump e il mondo trumpiano è un mondo diciamo, anche fantasmagorico, cioè lui in prima battuta immagina diventando l'uomo più potente del mondo, il presidente degli Stati Uniti certamente lo è, o uno dei più potenti, anche perché c'è la Cina che non scherza, di poter fare quello che vuole. La battuta chiave, illuminante, è quando disse che con lui, presidente degli Stati Uniti, la guerra in Ucraina sarebbe finita in 24 ore. Cioè lui aveva questa idea, oppure fomentava questa idea, secondo la quale, insomma, arrivo io e risolvo i problemi. Oggi qual è l'espressione che sentiamo attribuire a Trump di fronte agli ostacoli che ci sono per mettere nello stesso tavolo Putin e Zelensky, o non parliamo poi di Gaza e di quello che sta succedendo in Israele e in Palestina? L'espressione che sentiamo nei telegiornali è che è frustrato, sono frustrato, che è abbastanza interessante, detta da un personaggio che pensava di poter di risolvere in battibaleno tutti i problemi globali. Dire mi sento frustrato è un'ammissione di debolezza, di potenza. e vengo alla tua osservazione, che poi finisce per estendersi a tutto questo risico immaginario per cui la Groenlandia sono 50.000 poveretti che stanno lì e non aspettano altro che di vederci arrivare con le nostre salvo vincere le elezioni contro questa idea. Mi togli cioè, è certo, perché da quando lui aveva deciso di risolvere a modo suo tutte le grandi questioni internazionali, in Groenlandia hanno vinto gli antitrampiani, in Canada hanno vinto gli antitrampiani, in Australia hanno vinto gli antitrampiani, cioè porta sfiga, usiamo un'espressione di questo genere. Lunga vita Trump, quindi. Ma assolutamente, perché il suo è un modo così superficiale, vanesio, perché poi è chiaro che qui abbiamo anche un problema della personalità, il narcisismo, che è chiaro che tutto queste fantasie, queste idee si infrangono sulla realtà delle cose, perché la realtà ha la testa dura. E quindi ti impedisce di fare quello che quando hai pensato di poter di fare, come se si sentissi un uomo in grado di risolvere tutti i problemi. Coi dazi ha fatto lo stesso, coi dazi ha fatto lo stesso, è andato a sbattere e adesso sta rinculando. Ecco, lì però c'è la tecnica del spara la richiesta più alta e poi trattiamo, no? Lui è un uomo d'affari. Oddio, quando faceva soltanto affari andava malissimo, perché lui ha rischiato la bancarotta. Lui era erede di una fortuna immobiliare che gli lasciò il padre, e i primi anni di Trump immobiliarista sono anni disastrosi, corrompeva a destra e a sinistra e riusciva anche a... È lì che ha conosciuto la Russia, quando voleva fare il Twin Trump Power a Mosca. Sì, diciamo che come immobiliarista non ha avuto grande fortuna, e quindi però avendo lo spirito dell'uomo d'affari dice ma non è così, non funziona così. Se il presidente della più grande democrazia al mondo devi comportarti in maniera dato con il buonsenso di chi non può continuare a strappare su certi temi delicatissimi, mettendo in crisi la propria economia, perché oggi l'economia americana è in sofferenza. E i grandi uomini d'affari, Wall Street, cominciano a guardarlo con un certo sospetto, perché non sanno bene che cosa tirerà fuori
dal cilindro, e quindi ecco che tutto questo modo di fare, ecco, diciamo che tornando all'inizio della nostra conversazione, sono questi autoritarismi che giocano sui difetti della democrazia, della sinistra, del riformismo, eccetera, dicendo i problemi li risolviamo noi, e in realtà poi i problemi non li risolvono. Vogliamo parlare dell'Italia? Insomma, è impressionante vedere quello che diceva Giorgia Meloni nel 2017 rispetto alle accise. Ci ricordiamo lei, vicino al distributore di benzina, e oggi che lei è costretta a fare ingoiare agli italiani. Oppure possiamo ricordare Salvini che ha detto 24 ore dopo eletto il governo: se non tolgo la Fornero mi dovete spernacchiare. Non solo, ma abbiamo anche il Salvini che di fronte al ponte sullo Stretto alcuni anni fa diceva mai il ponte sullo Stretto, e poi oggi è diventato il maggior azionista politico del ponte sullo Stretto. Ora, è vero che purtroppo la politica perde credibilità perché contraddice se stessa continuamente, ma non è che contraddice se stessa perché riflette meglio sui problemi, ma perché è costretto dalla realtà a rimangiarsi quello che aveva detto prima. Allora qui dobbiamo anche interrogarci del perché la crisi, no? La crisi degli elettori che non vanno a votare, perché ormai siamo quasi sotto il 50% alle ultime europee di elettori che non vanno a votare. Ma insomma è comprensibile un atteggiamento di questo genere quando vedi che hai una politica che continua a fare propaganda e poi non risolve i problemi. Insomma, io vengo da lontano per la mia anagrafe e insomma c'è stata una politica che in qualche modo cercava, non dico di mantenere le promesse che aveva fatto, ma si rendeva conto che non poteva sputtanarsi contraddicendo se stessa, no? Noi abbiamo avuto delle classi politiche eccellenti, senza ricordare Einaudi, De Gasperi, insomma abbiamo avuto personaggi di grande portata, abbiamo avuto Moro, abbiamo avuto Berlinguer, in cui ricordo quando si parla della sinistra ci fosse ancora un Berlinguer, no? Purtroppo non c'è, quindi c'è stata una caduta di leadership, di credibilità, e c'è stata anche una caduta di visione, e c'è stata anche una caduta di credibilità. A proposito di Berlinguer, resta il fatto che al di là delle varie sfaccettature che questa destra mondiale ha, la destra mondiale ha un progetto che la sinistra non ha. La destra è potente, prepotente, turbocapitalista, quello che vogliamo, però dice delle cose che creano consenso. La sinistra è indifesa su tutto, perché se parliamo per esempio di immigrazione, progetti non ce n'è, sulla sicurezza arriviamo 150 anni dopo perché non abbiamo capito che il problema è sentito, e quindi si è dedicata anima e corpo troppo ai diritti civili e poco a quelli sociali, abbandonate le classi con problemi, il welfare l'ho dimenticato, e cosa può fare allora secondo te? Ma guarda, la cosa paradossale è che la sinistra di vertice, centro-sinistra di vertice non va d'accordo, si divide. Il popolo del centro-sinistra c'è, lo ha dimostrato Genova. Cioè quando tu ti proponi con una vasta alleanza e hai un candidato credibile, perché la Silvia Salis è certamente è una che c'è chi la vede già come un anti-Meloni, ecco, c'è già chi la vede come l'anti-Meloni e come anche l'anti-Schlein. Anche la Schlein deve stare attenta quando tu chiami alle urne rispetto a un progetto di cambiamento con un candidato forte, la gente risponde. Ma questo centro-sinistra, parlo dei leader, è stato capace di perdere le elezioni nel 2022 avendo 2 milioni di voti in più del centrodestra. Cioè un suicidio, un tafazzismo, un autolesionismo incredibile, perché non si misero d'accordo neppure sulle desistenze. Voi sapete che la desistenza significa che in alcuni collegi, soprattutto del Senato, si fanno degli accordi all'interno della coalizione, per cui per esempio nel collegio di Matera, parlo così in maniera così, tanto per capirci, il candidato più forte magari è quello del PD, il candidato più debole, quello del 5 Stelle, lascia i suoi voti, fa in modo che i suoi voti vadano al candidato più forte.
Tutto questo, se si fossero attuate una ventina di desistenze era possibile, non avrebbe permesso la vittoria elettorale perché c'era troppa spaccatura tra Movimento 5 Stelle e PD, ma avrebbe permesso almeno al Senato di restringere la distanza tra maggioranza e opposizione. Quindi questi perdono le elezioni pur avendo la maggioranza degli elettori, questo lascia sbalorditi. Di nuovo un passo indietro, torniamo a Trump. Appena eletto ha parlato urbi e torbi, ha dato i voti, adesso arrivo io, l'Europa, la Cina, ha preso a schiaffi tutti, eccetera, eccetera, tranne il signor Putin. Ora, secondo te, oltre al fatto che il vero nemico per Trump è la Cina e non la Russia, oltre al fatto che in comune con Putin c'è un certo livore nei confronti dell'Europa, vedi altri motivi per cui c'è questo feeling pazzesco? Sì, però diciamo Pasolini scrisse un famoso articolo sul Corriere della Sera accusando la Democrazia Cristiana di essere dietro le stragi e disse: è così, però non ho le prove. Sono convinto che sia così, però non ho le prove. Purtroppo noi abbiamo dei sospetti. Uno degli interrogativi che io, lettore normale, mi pongo quando sento di telefonate che durano 2 ore tra Putin e Trump, ma la domanda è: ma che si sono detti in 2 ore, visto che non hanno tirato fuori un ragno dal buco rispetto alla pace in Ucraina? Qualche affare magari? Che cavolo hanno parlato in 2 ore? Sono sempre telefonate, ormai il telefono è diventato lo strumento di... però credo che abbiano parlato soprattutto dei fatti loro in 2 ore. Guardate che 2 ore al telefono sono lunghe, e quindi credo che insomma questa sintonia sia una sintonia di personaggi che si credono padri eterni. Sono 2 padri eterni, no? Uno è un dittatore vero, reale, Putin. Le libertà in Russia sono un'utopia, le libertà civili, e l'altro è un aspirante dittatore. Fortunatamente la democrazia E quale può essere il punto di attrito o di rottura tra i due, secondo te? Beh, per Trump il punto di rottura può essere la pessima figura che gli sta facendo fare rispetto a tutte le sue... Rispetto all'Ucraina? Certo, nel momento in cui lui dice ci penso io, e appunto si sente frustrato perché Putin non vuole andare al tavolo delle trattative. Perché non vuole andare? Perché sta vincendo la guerra, e purtroppo è così, sta vincendo la guerra, sia pure con un sacrificio di intere generazioni, perché quando parliamo di guerre noi dobbiamo pensare anche a coloro che vanno in trincea. Qui è incalcolabile il numero di giovani russi e ucraini che sono stati sacrificati per che cosa? La cosa folle è che è una guerra, è un lago di sangue, un fiume di sangue ininterrotto, generazioni giovani, ragazzi di 20, 23, 24, 25 anni che vengono mandati al macello. Per cosa? Questo è il grido di Papa Francesco, ma dovrebbe essere il grido di tutti noi. Ma per che cosa state combattendo nel momento in cui è una guerra che rischia tanto di impantanarsi, rischia di durare a lungo? E che cosa si fa? Si continua. Tra l'altro il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha una posizione molto netta, molto dura su questo. Lui dice che in qualche modo l'Europa ha drogato, tra virgolette, Zelensky con queste forniture di armi continue, facendogli credere di poter vincere una guerra che non avrebbe mai vinto, per la sproporzione tra i 2 eserciti e per la forza che è completamente squilibrata tra russi e ucraini. Ecco, quindi tornando al tema, il momento, quale sarà l'attrito? L'attrito alla lunga sarà il fatto che Putin è più bravo, diciamo, sa giocare meglio le sue carte rispetto a Trump, dovendo fare una partita a scacchi tra i due, una partita a scacchi ovviamente lordi di sangue. È chiaro che Putin ha una mossa in più, ha sempre una mossa in più. Faccio l'ultima domanda, poi lasciamo... Sì, certo.
che l'ho fatto anche stamattina a Tony Capuzzo. In tutto questo scenario c'è un convitato di pietra che è la Cina. Tu come giudichi questa presenza silenziosa ma opprimente allo stesso tempo? Ma guarda, io cerco di parlare solo delle cose che un pochino conosco. Devo dire la verità che il mistero cinese è un mistero avvolto in un segreto e avvolto a sua volta in un grande punto interrogativo, è un mistero, ma credo anche per coloro che seguono la politica cinese. Noi non abbiamo ben capito se la Cina, che in questo momento ha dei problemi anche economici, non so se il Capozzo lo diceva, ha dei problemi interni, se in questo momento sia pronto a giocare una partita, per esempio per mettere d'accordo Washington e Mosca, non credo. Sembra piuttosto alle corde su questa storia dei dazi. Ho l'impressione che stia giocando una partita in questo momento di rimessa, cioè la Cina approfitta dal punto di vista economico, dal punto di vista strategico e anche militare delle difficoltà che hanno gli altri due grandi che sono America e Russia, e anche l'Europa, che ha una posizione però secondaria rispetto a questi giganti. Mi è venuta un'ultima, proprio parlando dell'Ucraina, un passo indietro. C'è una guerra persa, dici, in che cosa doveva consistere l'eventuale resistenza degli ucraini all'invasione allora? Ma è una resistenza che ovviamente va onorata, rispettata, perché è la resistenza anche questa di generazioni che hanno versato il loro sangue per difendere le proprie case da quella che certamente è stata un'aggressione. Però a questo punto qui c'è il ruolo dell'Europa, cioè noi abbiamo capito una cosa, che l'origine della guerra, dell'aggressione è stata quello che Papa Francesco definì l'abbaiare della NATO ai confini della Russia, cioè la Russia non poteva tollerare che l'Ucraina diventasse un paese della NATO. Oggi sarebbe pronta ad accettare in un ipotetico tavolo di trattativa l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Una ipotesi sulla quale all'inizio lavoravano gli inviati di Trump era l'ipotesi di modello coreano, guerra di Corea. La guerra di Corea a un certo punto si finisce dopo ovviamente anni anche lì di contrapposizione che non riusciva a risolvere il problema di chi poteva vincere. Si congela la situazione sul terreno e quindi si crea una Corea del Nord e una Corea del Sud, e più una fascia smilitarizzata che è quella che resiste ormai da un tempo immemorabile, tutelata dalle truppe delle Nazioni Unite. Ecco, una ipotesi di soluzione potrebbe essere quella, se Zelensky accettasse il congelamento e non pensasse di poter riconquistare territori che difficilmente riconquisterà. Cioè, lui continua a dire che la Crimea è ucraina, sì, sarà stata anche ucraina, ma da quel dì che la Crimea non è più ucraina, è russa, e quindi riconquistare la Crimea appare un'utopia. Quindi se si accettasse una soluzione di congelamento dello status quo con la presenza, credo che la Russia sarebbe disposta ad accettare la presenza di truppe dell'ONU, delle Nazioni Unite, ecco che però se Zelensky continua a pensare che invece l'Europa, l'Occidente deve svenarsi e anche correre dei rischi mandando armi, magari come chiederebbe lui mandando anche uomini, questo credo che sia una cosa che l'Europa non deve fare. L'Europa deve stare anche attenta a se stessa e anche stare attenta al fatto che ormai l'opinione pubblica europea complessiva comincia a sentire il peso di una guerra che non ha soluzione.